Dai 40 di ieri ai 60 di oggi sale il numero dei contagiati in Calabria. Nel Reggino il maggior numero di casi, il focolaio di Celico tocca quota 11. A Rosarno dichiarato zona rossa il campo container. Il sindaco Ida dice situazione sotto controllo. Il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, si dice preoccupato per il focolaio di Celico, intanto emette ordinanze più restrittive nel territorio del comune. La Procura della Repubblica e il Tribunale di Cosenza ha aperto un'inchiesta per la morte di un neonato avvenuta nella giornata di ieri a Cosenza nell'ospedale dell'Annunziata. Un ex poliziotto è stato arrestato con l'accusa di aver informato i boss della cosca Cacciola Grasso di Rosarno dell'imminente operazione Ares nel luglio del 2008. 400 carabinieri forestali sono stati impegnati in un'operazione che ha svelato un traffico illecito di rifiuti e rame rubato nel Cosentino, 61 gli indagati. Buonasera ad Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo di coronavirus perché si è passati dai 40 di ieri ai 60 contagiati di oggi, sale quindi il numero anche nella nostra regione. Nel Reggino c'è il maggior numero di casi e poi preoccupa anche il focolaio di Celico, così come a Rosarno che è stata dichiarata zona rossa proprio la situazione che riguarda la zona del campo container. Facciamo il punto in questo servizio. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 226.572 soggetti per un totale di 228.678 tamponi eseguiti. Allo stesso soggetto però possono essere effettuati più test. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.448, 60 in più rispetto a ieri, quelle negative 224.124. Territorialmente dall'inizio dell'epidemia i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro casi attivi 92, 17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 74 in isolamento domiciliare, casi chiusi 297, 263 guariti e 34 deceduti. A Cosenza casi attivi 155, 9 in reparto, 146 in isolamento domiciliare, casi chiusi 566, 530 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria casi attivi 353, 18 in reparto, 335 in isolamento domiciliare, casi chiusi 379, 358 guariti e 21 deceduti. A Crotone casi attivi 7, 7 in isolamento domiciliare, casi chiusi 146, 140 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia casi attivi 27, 27 in isolamento domiciliare, casi chiusi 102, 96 guariti e 6 deceduti. Altre regioni o stati estero casi attivi 212 in isolamento domiciliare, casi chiusi 212, 111 guariti e un deceduto. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 11 tutti riconducibili a focolai noti, 7 casi nel distretto Cosenza Savuto e 4 nel distretto Tirreno, a Catanzaro 9, a Crotone 0, a Vibo Valentia 1 e a Reggio Calabria 39. Dall'ultima rilevazione le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 905. Intanto la Regione ha disposto la zona rossa per il campo container di Rosarno. Il campo container è zona rossa per il tramite appunto di un provvedimento messo dal Presidente Santelli, che ringrazio, e chiaramente è vigilato H24 dalle forze dell'ordine per tentare di frenare il rischio, di limitare il rischio di ulteriori contagi. Nei prossimi giorni l'ASP provvederà a effettuare ulteriori tamponi al fine di verificare se all'interno del campo container vi siano altre persone risultate positive al Covid. È una vicenda che è attenzionata ai massimi livelli, e questo voglio ringraziare sia il Presidente Santelli che il Prefetto di Reggio Calabria e il Signor Questore, che in un clima di reciproca e leale collaborazione stanno cercando di mettere in campo assieme all'amministrazione comunale tutte quelle che sono le cautele e i provvedimenti necessari per cercare di tamponare una emergenza che può assumere proporzioni di difficile poi controllo.
Intanto ci sono evoluzioni di ora in ora perché sono stati chiusi per 2 giorni gli uffici comunali e la cattedrale San Nicola di Mira di Lungro. Entrambe le strutture dovranno essere sanificate, lo ha disposto proprio il sindaco del centro cosentino Giuseppino Santoianni, in considerazione del fatto che uno dei partecipanti ad un battesimo tenutosi proprio sabato scorso nella cattedrale di Lungro è risultato positivo al Covid-19. Lo stesso sindaco Santoianni, con un post pubblicato sui social network, ha invitato tutti coloro che sabato hanno partecipato al successivo ricevimento che si è tenuto in un castello di Serra Giumenta ad essere responsabili e ad evitare altri contatti fino a quando non verranno effettuati i relativi tamponi. E preoccupa anche la situazione che riguarda Celico. Il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, si dice preoccupato proprio per il focolaio della vicina Celico, intanto ha emesso ordinanze più restrittive nel territorio del comune. Preoccupa e non poco il focolaio del contagio a Celico, che nel pomeriggio ha raggiunto quota 11. Il Dipartimento dell'Igiene dell'ASP di Cosenza sta effettuando numerosi tamponi alle persone entrate in contatto con il cosiddetto paziente zero, vale a dire l'avvocato residente della cittadina presilana che sarebbe entrato in contatto con numerose persone, avendo lo stesso partecipato a un matrimonio con 300 invitati in una sala ricevimenti in Montalto Fugo. La situazione, insomma, preoccupa tutta l'area della Presila e il sindaco di Spezzano della Sila che ha emesso un'ordinanza per preservare ulteriormente il territorio del comune. Stiamo seguendo con particolare attenzione l'evolversi della situazione sul comune di Celico per tutta una serie di contatti anche avuti sul nostro territorio comunale, quindi stiamo seguendo il tutto insieme all'azienda sanitaria di Cosenza, insieme agli organi preposti, stiamo facendo un'attività di tracciamento dei contatti. Nella giornata di stamattina ho emanato un'ordinanza anche specifica che è molto più restrittiva rispetto al DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede tutta una serie di limitazioni per 5 giorni, la sospensione di eventi e manifestazioni esterne, le sanificazioni e tutta una serie di prescrizioni appunto al fine di prevenire, diciamo, l'aggravarsi della situazione che coinvolge la nostra Presila e al fine appunto di appurare al meglio appunto l'evolversi della vicenda, augurandoci che si possa al più presto circoscrivere questa emergenza. E preoccupa anche il focolaio che riguarda un'altra cerimonia nunziale che questa volta si è svolta sulla costa tirrenica cosentina. Anche Fagnano, il sindaco, monitora la situazione visto che nella comunità qualche cittadino avrebbe partecipato al banchetto. Matrimoni al centro dell'attenzione per la diffusione del Covid. Dopo il caso di Celico, spunta un altro evento che ha fatto registrare la presenza di numerosi ospiti, tra i quali un contagiato. La cerimonia in questione ha interessato il comune di Fagnano Castello, dove il sindaco ha immediatamente provveduto a firmare numerose ordinanze di isolamento domiciliare. Ecco il racconto del primo cittadino. Ieri siamo stati avvertiti dalla Polizia Municipale di Belvedere Marittimo che una persona non di Fagnano è risultata positiva al Covid-19. Questa persona ha partecipato a un banchetto nuziale lo scorso 4 ottobre sulla costa dove vi erano fagnanesi invitati, infatti la sposa è originaria di Fagnano. Tempestivamente con la Polizia Municipale abbiamo individuato e contattato tutti i partecipanti al matrimonio che sono stati messi in isolamento fiduciario. Tranquillizzo la comunità perché molti di questi partecipanti ieri si sono sottoposti a un test sierologico che ha dato esito negativo. Prudenzialmente, comunque, su mia ordinanza, tutti i partecipanti rimarranno in isolamento fiduciario fino al 18 ottobre, a decorrere dal 4 ottobre. Abbiamo avuto attimi di paura, ma credo che il tutto si sta evolvendo in senso favorevole, quindi la mia comunità può stare al momento tranquilla. Intanto a Montalto 300 ospiti che hanno partecipato ad un matrimonio saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Intanto sono state chiuse diverse scuole in Calabria.
Un drive-in per l'effettuazione di uno screening da Covid-19 all'interno dell'area antistante una sala di ricevimenti di Montalto. E questa è la strategia studiata dalla task force dell'ASP di Cosenza per arginare la diffusione del contagio derivante dal cosiddetto focolaio di Celico. È in quel locale che nei giorni scorsi si è tenuto un ricevimento nuziale al quale hanno preso parte circa 300 persone e tra loro anche il legale risultato positivo al Covid-19. Il progetto dell'ASP dovrebbe andare in porto dopo un incontro con i titolari della struttura e con l'occasione il personale della task force sarebbe disponibile a somministrare anche le dosi di vaccino anti-influenzale ai soggetti che ne faranno richiesta. Stessa procedura in tribunale per le persone che in udienza o nelle cancellerie sono venute a contatto con soggetti positivi. Sempre dallo stesso focolaio derivano le chiusure per sanificazione dell'Istituto Quasimodo di Cosenza, che ospita anche gli studenti del liceo Fermi, e degli uffici regionali situati a Vagliolise. Gran lavoro per le USCA del territorio, che oggi termineranno i test relativi al caso emerso nella Coop Service di Cosenza ed effettueranno almeno 50 tamponi a domicilio. Sono 300 circa i pazienti Covid presenti sul territorio provinciale, non ricoverati, che vengono monitorati costantemente. C'è un altro matrimonio che preoccupa due comunità, è quello festeggiato il 4 ottobre a Fagnano Castello, che coinvolge anche diverse persone di Belvedere Marittimo. I due sindaci sono impegnati nella ricostruzione dei contatti dei propri cittadini. Ad Amantea e Fuscaldo si fanno i conti con i contagi tra i migranti. Ieri è durata un'ora la protesta inscenata a Fuscaldo da alcuni soggetti in isolamento che hanno deciso di bloccare la statale 18. Nel Catanzarese preoccupa il focolaio di Torre di Ruggero, che conta già 11 positivi, tra i quali un vigile urbano e una studentessa. 2 alunni positivi anche a Catanzaro, scoperti durante i controlli effettuati per la positività di una docente. Diversi gli edifici scolastici chiusi per consentire la sanificazione, l'ultimo in ordine di tempo a Sersale. Nel Reggino, positivi 3 studenti della scuola allievi carabinieri, una maestra di istituto comprensivo Carducci, mentre è stata istituita la zona rossa nell'area container di Rosarno, dove nei giorni scorsi sono emersi 18 casi tra i migranti. Continuiamo a parlare di sanità calabrese, che secondo il rapporto del CREAT, che ci restituisce proprio le peggiori performance di tutto il paese, in testa come al solito Trento, Bolzano e l'Emilia Romagna. Uno che nasca in Campania, in Sicilia, in Calabria ha un'aspettativa di vita rispetto a un marchigiano di 3 anni inferiore. Sono valutazioni che Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute per l'emergenza Covid-19, hanno scatenato polemiche, confermate dai risultati dell'edizione 2020 del progetto Le Performance Regionali del Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, basato sulle valutazioni di 93 esperti rappresentati da istituzioni, cittadini, aziende e professionisti in merito a 5 criteri: equità, esiti delle curve, appropriatezza, innovazione e finanziamento, che mettono la Calabria in coda alla classifica delle regioni in cui i cittadini possono godere di maggiori opportunità di vedere tutelata la propria salute. La provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, oltre all'Emilia Romagna, registrano un punteggio fra il 61% e il 71% del massimo ottenibile, ovvero 100. Altre 10 regioni hanno performance relativamente elevate, con punteggi compresi fra il 53 e il 58% del livello ottimale, come Toscana, Veneto, Marche, Umbria, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sardegna e Piemonte. Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Campania si attestano nel range 46-52%, seguite dalla Calabria, ultima con un livello di performance pari al 33%. Un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, dettata probabilmente anche dal fatto che l'emergenza Covid ha mostrato i danni provocati dal sottofinanziamento della sanità. Parliamo adesso di cronaca, ci spostiamo a Cosenza, dove la procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un neonato avvenuta proprio ieri, un'ora dopo il parto nell'ospedale dell'Annunziata. L'indagine è stata avviata dopo che i genitori del bimbo, una coppia di Castrovillari, ha presentato denuncia per chiedere che vengano accertate eventuali responsabilità. I genitori chiedono di sapere precisamente cosa sia accaduto nella di tempo trascorso fra la sottrazione del neonato alla madre e la comunicazione del decesso. Sarà eseguito l'esame autoptico sul corpicino del neonato deceduto ieri pomeriggio all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, a circa 24 ore dalla nascita.
L'inchiesta è stata avviata dal PM Domenico Frascino della Procura di Cosenza contro persone ignote, in seguito all'esposto presentato dai genitori del neonato, una coppia originaria di Castrovillari. Il magistrato ha conferito l'incarico peritale al professor Cavalcanti, che questo pomeriggio eseguirà l'accertamento tecnico ripetibile. Secondo quanto ricostruito dalla madre, una 34enne alla sua seconda gravidanza, il piccolo è stato tolto senza a suo dire una chiara motivazione. Dopo diverso tempo è stato comunicato il decesso al padre. I genitori del neonato, difesi dall'avvocato Giorgio Pisani, che ha nominato un consulente di parte, chiedono di sapere precisamente cosa sia accaduto nel lasso di tempo trascorso tra la sottrazione del neonato alla madre e la comunicazione del decesso. Andiamo ancora avanti, parliamo di un ex poliziotto che è stato arrestato con l'accusa di aver informato i boss della cosca Cacciola Grasso di Rosarno dell'imminente operazione denominata Ares nel luglio del 2008. Un ex sovrintendente di polizia è stato arrestato dai carabinieri, è originario del Reggino e risiede in Sicilia. L'accusa è quella di avere favorito una cosca di 'ndrangheta. Tutto comincia il 9 luglio del 2018, quando i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria fecero scattare un blitz contro le cosche Cacciola e Grasso. 38 ordinanze di custodia cautelare emesse allora dal GIP di Reggio Calabria fecero davvero scalpore. L'accusa associazione mafiosa finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, porto e detenzione d'armi e molto altro. Su 38, 7 riuscirono a sfuggire alla cattura. Tra loro Rosario Grasso, rampollo della cosca Cacciola Grasso, indicato come promotore dell'associazione. Dopo più di 2 anni si apprende cosa accadde. I 7 furono avvisati dall'ex sovrintendente che all'epoca era in servizio nel posto di polizia di frontiera marittima all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro. L'ex sovrintendente, da settembre infatti fuori dal corpo, aveva avvisato del blitz telefonicamente. Le indagini dei carabinieri non sono state facili. Il 45enne sono state fornite solo le iniziali. Secondo le risultanze dell'attività investigativa, aveva garantito i suoi buoni uffici anche ad altre 2 organizzazioni dedite al traffico di droga. Per cui tra le varie accuse c'è il concorso esterno in associazione mafiosa e la corruzione. Per la cronaca ricordiamo che Rosario Grasso e gli altri 6, dopo qualche mese dal mancato arresto, furono rintracciati e portati in carcere. 400 i carabinieri forestali che sono stati impegnati in un'operazione che ha svelato un traffico illecito di rifiuti e rame rubato nel Cosentino, 61 gli indagati. Un'intera azienda di Montalto Ufugo era diventata il centro nevralgico di un traffico illecito di rifiuti e di rame, ma le attività illegali non sono sfuggite ai carabinieri forestali e alla Guardia di Finanza, che hanno a lungo lavorato fianco a fianco sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Nell'operazione sono coinvolte 61 persone, 5 sono finite ai domiciliari, 28 sono soggette all'obbligo di dimora e altre 28 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre sono state sequestrate 3 società in Calabria e anche in Campania e beni per 10 milioni di euro, tra cui numerosi automezzi. L'inchiesta, denominata Efesto 2, è nata da alcuni controlli fatti dai carabinieri forestali di Cosenza presso un autodemolitore di Montalto Ufugo. Dall'indagine è emerso anche che i veicoli venivano rottamati senza rispettare le norme di legge e che i motori venivano rivenduti in altre regioni, attestando anche falsamente la loro bonifica dagli elementi inquinanti pericolosi come oli esausti e liquidi refrigeranti. Secondo l'accusa, a fronte di 3.400 conferimenti nell'azienda di Montalto Ufugo, soltanto 58 erano regolari, mentre in 374 episodi sarebbero stati conferiti cavi o manufatti in rame rubati, per un giro di affari totale stimato in circa 2 milioni di euro all'anno. Cambiamo argomento, parliamo di super bonus emanato dal decreto rilancio al centro di un dibattito che si è svolto a Catanzaro. Super bonus, discutiamone insieme, è stato al centro di una tavola rotonda voluta da Federproprietà a Catanzaro nella sala del Consorzio di Bonifica per valutare pro e contro di questa agevolazione prevista dal decreto rilancio. In questo momento di gravissima crisi dovuta all'emergenza coronavirus, il governo, a mio parere opportunamente, ha varato questa provvidenza
che consiste nel fatto di accordare di fatto un contributo statale pari addirittura a più di quello che il cittadino arriva a spendere per ristrutturare la propria casa. Ristrutturarla non nel senso complessivo, ma con limitatamente ad alcuni interventi che stanno a cuore al sistema ecologico e della sicurezza, quindi risparmio energetico, quindi interventi che garantiscano una maggiore tenuta sismica dei fabbricati. Se si fanno questi interventi, il governo, attraverso meccanismi che abbiamo illustrato ampiamente, che sono conosciuti, come la cessione di credito, lo sconto in fattura, insomma, accorda un contributo importante, superiore a quello che si spende, ma non perché i cittadini abbiano da guadagnare qualcosa, ma perché c'è un 10% in più per quelle che possono essere proprio le spese, tanto da consentire che non ci sia nessun intervento da parte del committente. Questo non è perfettamente vero, e se le cose non vengono seguite ed eseguite nella maniera più, ortodossa rispetto alla normativa, si rischia che questo beneficio si converta in un rischio forte, in una responsabilità forte. È stato elevato al 110% l'aliquota di detrazione, ma restano molti dubbi e perplessità. Questa gravissima crisi che dopo che è stata sanitaria è anche economica e sociale. E purtroppo quando una crisi affonda le sue radici nella salute e nel benessere è molto difficile, con le semplici manovre economiche, riuscire a togliere quello che è uno dei più grandi nemici dello sviluppo economico, che è l'incertezza. Una notizia che arriva da Cosenza, dove il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato all'unanimità presidente della sezione penale del Tribunale di Cosenza Carmen Ciarcia, attuale GIP di Castrovillari. La nomina di Carmen Ciarcia ha prevalso sulle altre poiché il magistrato ha svolto funzioni di coordinamento su 6 giudici togati e 6 onorari. Ha presieduto per 4 anni il collegio penale e per altri 4 il collegio civile. Non ha mai depositato sentenze in ritardo e ha mantenuto standard alti nel proprio ufficio, azzerando la pendenza del GIP e della sezione lavoro. Un curriculum che ha messo d'accordo il plenum, il quale ha concordato proprio sulla scelta di Carmen Ciarcia all'unanimità. Adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Chiusura incerta per i listini azionari del vecchio continente. Restano le preoccupazioni legate alla pandemia che soprattutto in Europa sta inducendo diversi paesi a reintrodurre parziali restrizioni. In Germania i contagi sono tornati a crescere a ritmo più rapido d'aprile, mentre la Francia ha registrato un incremento dei ricoverati in terapia intensiva. Negli USA si allontana sempre più l'ipotesi di un nuovo pacchetto di aiuti all'economia prima delle elezioni presidenziali di novembre. Non giungono notizie incoraggianti sul fronte del vaccino, dopo lo stop ai test di Eli Lilly e Johnson & Johnson. Dall'agenda macro sono giunti i dati di agosto sulla produzione industriale dell'Eurozona, che ha registrato un incremento dello 0,7% rispetto a luglio, ma resta in calo del 7,2% su base annua. A Piazza Affari il FTSE MIB termina in rialzo allo 0,25%. Positivo come l'Ibex 35 di Madrid a più 0,6%, poco mossi il DAX di Francoforte a più 0,1%, più arretrati il CAC 40 di Parigi a meno 0,1% e il FTSE 100 di Londra a meno 0,6%. Oltreoceano scambiano deboli il Dow Jones e l'S&P 500 a meno 0,2% e il Nasdaq a meno 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro recupera terreno a 1,176, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scivola a 105,1. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,7% a $43,2 e il WTI a più 1,9% a $41. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si apre leggermente a 123 punti base, con il rendimento del decennale italiano sui minimi allo 0,66%. A Piazza Affari spicca Atlanti a più 9,2% dopo l'apertura a valutare la proposta di CDP e altri investitori per la cessione dell'88% di autostrade per l'Italia. In rialzo anche Tenaris a più 2,7% e Azimut a più 2,4%, mentre arretrano Interpump a meno 1,7% e Nexi a meno 2,1%. Grazie e buon proseguimento di serata. E adesso vediamo le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una vasta area depressionaria domina quasi tutta l'Europa e convoglia correnti occidentali sulla nostra regione, dove si verificheranno ancora piogge sparse in un contesto di tempo molto variabile. Domani nuvolosità variabile con piogge sparse che in particolare dalla tarda mattinata interesseranno quasi tutto il territorio regionale. I fenomeni però saranno più frequenti e abbondanti su Alto Tirreno Cosentino e aree del Pollino, dove oltretutto si verificheranno sin dal mattino temperature in ulteriore aumento. Passiamo a mari e venti. Domani al mattino mari ovunque molto mossi, saranno mossi solo sotto costa il golfo di Corigliano e il basso Tirreno. Dal pomeriggio il moto ondoso del Tirreno diminuirà diventando generalmente mosso. Venti inizialmente da sud anche forti, che però durante la giornata a partire dal Tirreno ruoteranno provenendo dai quadranti occidentali tra deboli e moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.